Siamo qui con Leonardo Renesto, assessore al turismo nel comune di Este e neoeletto coordinatore delle piccole città storiche. Caro Renesto, cosa vuol dire essere coordinatore delle piccole città storiche? Cosa significa questo progetto per i 25 comuni che ne fanno parte? Beh, prima di tutto lasciami un attimo dire l'allegria, la contentezza di essere stato così eletto da tutti gli altri 25 rappresentanti come coordinatore di questo circuito e piccole città storiche. Che cosa vuol dire? Io spero che vorrà dire molto nel futuro questo, perché nella mia esperienza del comune di Este ho ormai compreso che da soli si fa poco. È assolutamente fondamentale mettersi insieme in maniera omogenea come questa associazione, in modo che il prodotto che andiamo a proporre all'esterno sia un prodotto meglio diversificato, assolutamente meglio vendibile, e credo che i 25 comuni attualmente, spero che nel futuro saranno molti di più, hanno molti piccoli gioielli da mostrare, da mettere in comune e da vendere insieme. C'è un sito in 5 lingue, c'è la possibilità di prenotare online, ci sono brochure in italiano e in tedesco. E qualche idea progettuale per il futuro, per valorizzare, diciamo, la conoscenza di questi 25 piccoli centri? Beh, intanto ho già apprezzato il livello alto dell'associazione in questo momento, perché il sito che abbiamo è assolutamente qualificato e importante. Credo che la differenza è un po' culturale. Noi comuni siamo sempre abituati un po' a pensare singolarmente. Dovremmo assolutamente tutti insieme proporre il marchio piccole città storiche sempre nelle nostre manifestazioni. Abbiamo una produzione in manifestazioni assolutamente di valore. Credo che prima di tutto dobbiamo essere noi promotori di questo marchio. Perfetto, grazie.